Siamo tornati in live intanto per commentare il secondo tempo di questa avvincente sfida che pone di fronte Tremme Calcio 5 e Cus Palermo. Poi l'anticipo di Minnone che si tocca la caviglia. Molto dolorante qui il 28. Poi Baucina ritorna in campo. Lucchese, Giannola, Minnone, Lucchese, c'è Baucina, riceve il pallone adesso, le finte, si appoggia. Lucchese potrebbe provare la conclusione, poi cerca Minnone nel secondo palo, si è ripreso comunque il 28. Giannola intanto il doppio passo col Molinaro ma non si riesce a passare, poi calo, Minnone va dritto sull'uomo ma tutto regolare dietro di gara. Poi Lucchese con la punta, Giannola, livelli Lucchese, 5-4, l'ha veramente riaperto il Cus. Hanno cercato fino all'ultimo di negare il gol con Norfo che era stato bravissimo con la mano a smanacciare sulla traversa, poi Lucchese con il destro non è il suo piede ma va bene lo stesso perché fa il gol del 5-4, gara riaperta. Adesso Mister Zapparata deve sicuramente dire qualcosa ai ragazzi. Un secondo tempo che ha visto il Cus dominare al momento. Minnone. Poi da rivedere se effettivamente fosse regolare, perché c'è stato uno scontro tra Minnone e Calò. Vittorio Gara lo ha fatto valere come regolare, però qualche dubbio in realtà c'è. Nel tempo Norfo a indicare a Mario Molinaro in questo caso un posizionamento più corretto. Baucina, Lucchese, le finte. Baucina si appoggia ancora su Lucchese che ha avuto grande merito qui nel gol del 5-4 e crederci fino all'ultimo, poi autore dell'assist anche del gol del momentaneo 5-3 su Giannola che qui cerca un dribbling. Molinaro però riesce a tenerlo. Nel frattempo si sta riscaldando anche Giovanni Salerno, lui che non ha trovato ancora minuti, così come Mistretta e poi Tripoli. Lucchese, Giannola, Minnone allarga, Lucchese e ancora Minnone. Giannola prova ad entrare verso il campo, attentissimo Scalavino. Lucchese, sempre Baucina, tanto rimane in panchina il capitano Miranda. Scalavino e Minnone, partita sontuosa del 28. Sarà rimessa laterale da zona offensiva, perde qualche secondo, guadagna anzi qualche secondo, ma chiaramente col tempo effettivo c'è nulla di guadagnato. Ma spezza il ritmo Calvaruso. Molinaro, Matesi con l'esterno, Runfolo chiamato a mantenere lì davanti la posizione. Runfolo cerca la conclusione, deviazione, corner. Deve Mister Rizzo che dice qualcosa ai ragazzi sulle marcature, seguire gli avversari per non fare calciare probabilmente da quelle distanze. Sa che con questo campo, con questo clima, prendere tiri da fuori potrebbe essere veramente velenoso. Calvaruso becca Minnone, palla ancora per il Tremme Calcio 5. In questo caso sarà rimessa a ma da zona comunque super offensiva, quasi un corner. Runfolo, Lucchese per Giannola che prova a girarsi. Molinaro, chiusura perfetta e pulita del 6. Calvaruso porta avanti, Calvaruso e non trova la porta, ma pericolosissimo il 27 che si stava quasi per iscrivere nel tabellino dei marcatori. C'è disperazione in panchina con Mister Zapparata e il figlio Elio che si aspettavano un gol da Calvaruso che da quelle distanze ne ha trovati tanti in carriera. Lucchese intanto, Matesi mette il piede,
risultato sempre di 5-4. Nel frattempo sta continuando il riscaldamento Salerno e probabilmente lo vedremo, lui che indossa la fascia da capitano per l'assenza di Restivo, ricordiamo. Giannola, poi Molinaro si sostituisce a Norfo. Runfolo perde un po' di tempo qui, infatti sbaglia il dribbling. Giannola con l'esterno apre per Lucchese che guarda la porta, poi va a rientrare, poi si allarga. Ottima qui la copertura di Calvaroso. Nel frattempo sta per entrare proprio Giovanni Salerno, vediamo al posto di chi, ma possiamo ipotizzare al posto di Runfolo. Matesi, Molinaro alza il pallone, sbagliato. Nel frattempo il cambio con infatti Runfolo che lascia il terreno di gioco, ma soltanto alla prossima azione. Lucchese cerca un tiro col mancino, deviazione, calcio d'angolo, possesso ancora Cus che sta cercando di ritornare in partita, già in realtà lo ha fatto. Palla per Giannola che non trova la porta, veramente più che altro non per poco, perché comunque la palla è uscita di circa 2 metri, però calciando in quel modo ha dato quasi l'impressione di poterla mettere sotto l'incrocio dei pali. Nel frattempo cartellino giallo. Ce l'ho per mister Savoizzo, forse per qualche problematica legata ai cambi. Oh, non posso di partire 3 contro 1, raga. Molinaro, Matesi. Minnone. Poi Calvaruso con il tacco molto elegante. Salerno, ecco il primo pallone del numero 9, viene fermato. Giannola allarga per Minnone, Norfo, e poi il secondo palo, arriva Antonio Baucina che fa il gol del 5-5, blackout in casa 3M che aveva iniziato il primo tempo veramente in una maniera impressionante. Colpisce Antonio Baucina. Bisogna capire in realtà chi abbia toccato per ultimo il pallone, sembrerebbe l'ex calciatore del Palermo Calcio 5, ma bisogna guardare nuovamente le immagini per essere effettivamente sicuri che l'ultimo tocco sia il suo o sia stato di un difensore. Fatto sta che comunque il risultato di 5-5. Molinaro rischia tanto sulla pressione, poi Norfo allontana che con un pizzico di paura. State per ritorno in campo Comandatore. Miranda, anche lui è un nuovo ingresso, posto di Lucchese che ha fatto una grande partita ma forse è un po' stanco. Poi sbaglia Giannola, Calvaruso scarica per Salerno e sulla linea Miranda, incredibile l'occasione avuta per il 3 calcio a 5. Calvaruso aveva parecchiato, tutto per Giovanni Salerno che a porta vuota sbaglia, ma bisogna dare sicuramente grande merito a Miranda che non solo un giocatore che trova con facilità la zona gol, ma è utilissimo anche in fase difensiva. Si è sostituito al portiere in precedenza con il quinto uomo, questa volta l'ha fatto invece in maniera più concreta perché ha parato una conclusione con i piedi. Insomma, un intervento incredibile per Miranda che ha fatto una giocata impressionante qui, salvando i suoi su un errore di Giannola che aveva tentato un dribbling velenoso. Poi il contrasto di Miranda su Salerno che è stato molto sfortunato in precedenza, ma grande merito, ripeto, va dato sicuramente da Miranda che ha salvato tutto. Molinaro chiama in causa Norfo, il rilancio sbagliato direttamente al servizio d'ordine. Lo piparo Giannola, Comandatore. Giannola, Romano, ancora Giannola, prova a controllarla, Molinaro, attentissimo. Calvaruso contro Comandatore, alla meglio il 27, Calvaruso allarga il gioco per Matesi e prova con la punta, sbaglia tutto, Giannola può ripartire il cross, la giocata sulla velocità, Molinaro super oggi, non vuole stare a sentire nessun avversario, nessun dribbling, non sta tentando ed effettivamente sta anche riuscendo a fermarli quasi tutti. Poi Salerno, scontro con Romano che si becca anche un cartellino giallo ed è anche già ammonito, dunque cartellino rosso per Romano che si era beccato un giallo
per proteste. Siete degli idioti, siete. E qui lascia i suoi in 4 uomini. Nel frattempo fuori Salerno riecco Runfolo. Qui tutta l'esperienza di Salerno, perché ha fatto un movimento da attaccante vero, un attaccante navigato, un attaccante che sa che tipo di movimenti fare, sa anche come fare ammonire un avversario già ammonito. Dunque tutta l'esperienza di Salerno. Nel frattempo calcio di punizione, si gioca in 4 per il 3M con Giannola, Lucchese, Miranda e Lo Piparo. Va bene, ok, io non sapevo. Abbiamo chiesto io, mister, non sapevo che cambiare. Molinaro intanto predica calma. C'è Runfolo vicino a lui, Calvaruso sulla sinistra. Siamo in 4, io posso decidere di giocare in 4 senza. Nel frattempo mister Rizzo dice a mister Zapparata le sue scelte. Nel tempo Salerno che sta caricando da capitano vero i suoi, dicendo di aumentare probabilmente il ritmo, approfittando della superiorità numerica. Runfolo, Calvaruso, Runfolo ancora, c'è largo Molinaro, sempre Runfolo, Calvaruso, chiede pazienza qui il tecnico Zapparata, potete sentire anche nei nostri microfoni. Poi Scalavino, cerca il secondo palo, Lucchese è bravissimo a chiudere lo spazio. Grande partita del numero 4, che è partito un po' in difficoltà in realtà nel primo tempo, poi però è salito in cattedra con un secondo tempo da urlo. Poi Calvaruso, ancora Lucchese, Calvaruso con la testa, Runfolo può allargare, lo fa, Molinaro, c'è Scalavino ma non lo serve, Runfolo si ritorna da Calvaruso che guarda la porta, poi allarga, apparecchia per Molinaro, Runfolo con la potenza, Lucchese può fare ripartire i suoi contropiedi in mezzo a 2 maglie. Una grandissima giocata Lucchese, che poi probabilmente si potrebbe appoggiare ma non lo fa, vuole rischiare, apre tutto per Miranda, è sempre Norfo, non l'ha presa benissimo Miranda, però ha messo comunque in difficoltà Norfo, che nonostante la inferiorità numerica stava per trovare il gol del vantaggio, il gol del sorpasso. Lo Piparo, nel frattempo mister Zapparata ad urlare ai suoi la superiorità numerica, quasi a ricordarlo di essere uno in più. Molinaro, Scalavino può calciare e poi la tocca Miranda, che stava per mettere in difficoltà Lo Piparo. Corner, Calvaruso, Scalavino, Runfolo, sempre Runfolo, Molinaro, Calvaruso, Runfolo, il destro, prende con il petto Miranda, che ancora una volta si sostituisce al portiere. Molinaro, Scalavino, palla di ritorno, può calciare, prova adesso il secondo palo con Lucchese che la sporca, fa per arrivare Calvaruso che da quelle distanze difficilmente sbaglia. Salva tutto ancora una volta Lucchese, Runfolo, Molinaro, sempre Runfolo, vediamo se calcia, ci pensa Calvaruso, secondo palo e Scalavino col mancino, grazie a Lo Piparo che arriva puntualissimo. Poi Runfolo accarezza il pallone, allarga, Molinaro calcia adesso, buca la porta, Mario Molinaro quasi a confermare la sua prestazione incredibile in fase difensiva, si iscrive anche nel tabellino dei marcatori, fa 6-5, partita straordinaria per Mario Molinaro che probabilmente diventa uno dei candidati alle man of the match di questa partita. L'altro indossa la 29 ed è Antonio Calò con tripletta nel primo tempo, ma credo che questo gol forse sia anche il tantinello più importante per Molinaro. Nel tempo lì urla di mister Zapparata a caricare i suoi, Molinaro dopo il pallone recuperato da Calò, allarga il gioco, Calò, nel frattempo si è ristabilita la parità numerica con l'ingresso di Comandatore. Lucchese, magia in mezzo a 2, Comandatore, Miranda, Comandatore, il pressing di Calò, tutto regolare, Giannola rimane a terra, nel frattempo il 29 si tocca il viso, poi anche la tibia. Ha preso una brutta botta effettivamente qui Calò, uno scontro con il Comandatore. Nel tempo entra anche lo staff medico rappresentato da Elio Zapparata.
che va subito a mettere un po' di ghiaccio al calciatore che sembra molto dolorante. Autore di 3 gol e un assist, Antonio Calò, che è subentrato da pochi istanti al posto di Runfolo, vistosamente zoppicante. Infatti sta proponendo un atteggiamento claudicante in questo caso Calò, che deve probabilmente lasciare il campo. Subentra Matesi, che va subito ad accarezzare il compagno, dandogli solamente una pacca. Il tempo pallone viene restituito sull'istituto di 6-5 per chi si fosse sintonizzato in questo istante della partita. Gara aperta più che mai a tutti i risultati. Lucchese col mancino si appoggia Miranda. Giannola, comandatore, prova a girarsi. Miranda. Giannola parecchia per Lucchese, vuole il destro, poi cerca di rientrare sul sinistro, Matesi lo fronteggia, poi Molinaro con tutta l'esperienza non riesce a guadagnare il mezzo laterale, si continua. Giannola con il treme che era abbastanza sfaldato in quel momento. Lucchese apre per Giannola, secondo palo e poi arriva il tocco Norfo sulla linea. Cosa ha preso Alessandro Norfo? Sul comandatore che è stato molto sfortunato, forse anche un po' troppo sicuro di segnare. Norfo ha fatto un miracolo, poi Miranda chiude sul primo palo. Questa volta Norfo non mette la sua gamba, Miranda sbaglia da solo. Nel frattempo fuori Molinaro, dentro Di Grazia. Matesi si allunga il pallone, Miranda con grande contrasto. Poi viene chiamato intanto un time out dai uomini ospiti, sotto ricordiamo di un gol. 6-5 per chi si fosse sintonizzato proprio in questa circostanza. Una partita incredibile, un primo tempo sontuoso del 3 Calcio a 5, un secondo tempo invece dominato dal Cus Palermo. Poi però Molinaro ha deciso di mettere un po' tutti d'accordo, realizzando il gol del 6-5 che al momento sta decidendo questa partita. Le due squadre sono al momento in un momento di break, poi si ritornerà in campo per verificare effettivamente e sapere l'ufficialità del verdetto di oggi. Nel frattempo anche i direttori di gara a colloquio con il crono Alessio Bruscato che sta dicendo qualcosa ai colleghi. Nel frattempo anche mister Zapparata a colloquio con i suoi ragazzi con probabilmente la lavagnetta. Vediamo, non si vede da qui se effettivamente ce l'abbia in mano. No, in questo caso nessuna lavagnetta per mister Zapparata, che va a voce. Anzi no, la lavagnetta effettivamente è presente, infatti ora la fa subito rientrare in panchina. Mister Zapparata è un allenatore molto preparato, la lavagnetta non può che camminare con lui sempre, in ogni momento della giornata. Sempre utile migliorare forse dal punto di vista tattico. Mister Zapparata infatti ne approfitta per dire qualcosa ai suoi ragazzi. Nel frattempo si ritorna in campo con Giannola. C'è Miranda, palla velenosa. Poi sbaglia il tocco, Scalavino, Miranda ancora fa una grande giocata, poi sul sinistro calcia, la tocca Di Grazia, poi Scalavino si appoggia, Matesi rischia tanto da ultimo uomo. Poi sbaglia Di Grazia, Matesi, Lucchese, Norfo chiude le ginocchia, non fa passare il pallone. Poi nel frattempo Scalavino cerca l'ultimo tocco, ma non viene sanzionato. Qui nel tempo rientra in campo Minnone, che ha fatto una grandissima partita. Scalavino, poi Lucchese, l'ultimo tocco di Lucchese. Calvaruso la tiene lì, prova il tunnel su Giannola, non riesce. Lucchese, Giannola, poi Di Grazia con esperienza su comandatore, poi Scalavino, salta tutti, Scalavino in mezzo a 3 maglie, riesce ad andare via, Scalavino cerca la porta e Calvaruso al centro chiedeva questo pallone, ma dopo una giocata del genere credo che si possa anche perdonare Francesco Scalavino, che ha provato una conclusione sul primo palo. Pipero era però molto attento e ha chiuso perfettamente in mezzo a 3 maglie, è andato via. Poi Matesi da terra, la tocca Minnone, Lucchese che casca giù. Poi fallo di Scalavino, che
chiama subito il cambio dentro Molinaro, dunque si gioca con un doppio centrale, Molinaro e Di Grazia. Vediamo chi dei due andrà sull'out laterale. Al momento sembra Molinaro cartellino giallo per Di Grazia. Quindi Molinaro va al centro, invece adesso si è allargato Di Grazia a destra, a sinistra invece c'è Matesi, in avanti Calvaruso. Minnone si appoggia, Giannola, Lucchese quasi scivola, Minnone, Giannola, poi con la testa allontana Calvaruso quasi calciando verso la panchina, la propria panchina. Chiaramente un pallone per allontanare, per spazzare, non dare modo di creare ancora occasioni. Lucchese sul sinistro rientra, calcia, Molinaro chiude tutto, poi Giannola si appoggia, Lucchese palla di ritorno, Giannola cerca la porta, non la trova. Ovviamente è molto complicato con la distanza trovare la posizione corretta per calciare tra i pali, ma qui ci ha provato Calvaruso intanto, mette giù con il petto. Poi ottimo Lucchese, break perfetto Lucchese con la punta, Norfo respinge, la palla rimane ancora lì e Molinaro da terra. Partita perfetta per Mario Molinaro. Buona vicenda, non ti preoccupare, vicenda. Matesi alza Molinaro, spazzato dal ex Vecco. Minnone, Lucchese, poi Giannola, la tocca Matesi che lascia i palloni, Lucchese la riconquista, poi con il tacco serve il compagno Minnone che cerca i compagni al centro, Giannola, Lucchese, azione insistita, Minnone può calciare, ci pensa un attimo, Baucina, Calvaruso mura, sarà rimessa laterale, zona comunque offensiva perché il Cus sta attaccando sempre di più. Giannola la tocca, poi Di Grazia la tocca anche Baucina e il pallone poi termina in out, dunque rimessa dal fondo. L'ultimo tocco è stato dell'ex calciatore del Palermo Calcio 5, Antonio Baucina, autore del gol del momentaneo pareggio. Calvaruso contro Minnone, lotta nei due, poi lo aiuta anche Lucchese, grande partita da parte di Minnone che cerca la profondità con Giannola, lo anticipa con il fisico Molinaro e poi va a rientrare e casca giù, tutto regolare, Minnone attacca la porta sul secondo palo, Norfo la buca anche Matesi, poi Molinaro che era adesso molto maschia, Calvaruso e lo piparo, nonostante la conclusione con la punta ad anticipare, tipo fuori Matesi, dentro Caruso, un cambio più difensivo. Nel frattempo oh, ma il fallo automatico non esiste se la porta con le mani, signore, ma il regola è modo voi si fate. Gioco fermo intanto, fuori Calvaruso, dentro Runfolo. Molinaro, Di Grazia, Caruso, buona qui il suo aggancio, poi lotta Minnone, Di Grazia esce benissimo, con eleganza, si trascina però la palla fuori. 5. Adesso c'è il quinto uomo con Miranda che ritorna in campo. Giannola, Lucchese, sempre Giannola, ancora Lucchese, Miranda, vediamo se calcia, Lucchese, Giannola, calcia lui, sul secondo palo, non trova la porta, Norfo era immobile, probabilmente da lì ha soltanto pregato che la palla terminasse fuori, poi palla in profondità per Runfolo che la tiene lì, poi Baucina con l'aiuto di Lucchese riesce a recuperare il pallone, Baucina con l'esterno sbaglia tutto, riparte Molinaro, contropiede, si appoggia, Di Grazia, Caruso,
Poi Di Grazia, c'è uno spazio, lui si infila, casca giù, tutto regolare, si riparte. Giannola, c'è vicino a lui, può calciare! E trova il pareggio, bucando Norfo. Poi si scontrano i due. Nel tempo c'è qualche screzio. Frattempo risultato è di 6-6. Ma chiaramente condanniamo tutte queste manifestazioni, chiaramente. Risultato sempre di 6-6. Con questo grande gol di Giannola che ha bucato Norfo sotto le gambe, calciando con potenza, forse in maniera non pulitissima in realtà, però comunque bastato per trovare il pareggio del 6-6. Infatti il gioco è fermo però. Non devi buttare fuori, oh! Non devi buttare fuori! Ed è cartellino rosso per Giannola e rosso anche per Norfo. 2 cartellini rossi. Questa è la decisione da parte del trio arbitrale. Tra i pali sicuramente entra a Tripoli. Ritmi adesso veramente indiavolati. Mister Zapparata chiama a sé i suoi ragazzi. Adesso c'è tanto nervosismo in campo. Nel frattempo Norfo sta uscendo dal terreno di gioco, Giannola ancora no, è in campo, sta cercando di capire le decisioni da parte del direttore di gara, che però capitano Miranda cercare di fare valere le ragioni del suo compagno. Nel frattempo il risultato è sempre di 6-6. Indegno via del comune. Adesso cerchiamo di capire quanto manchi. Dai ragazzi, dai! Oh, vai ragazzi! Nel frattempo sono 4-4 giocatori in campo con Calò, Molinaro, Scalavino e Tripoli. Dall'altra parte invece Baucina, Lucchese, Miranda e Lo Piparo. Sono questi infatti i 4 uomini da una parte e dall'altra che concluderanno. Vediamo questo match, bisogna capire quanto manchi in realtà. Baucina difende, non rischia qui, molto intelligente Baucina, anziché rischiare un controllo e anche un dribbling magari, ha deciso piuttosto di spazzare il pallone. Scalavino, Calvaruso con l'esterno si appoggia Molinaro. Nel frattempo rimane in panchina Calò, forse anche per la botta precedente. Poi si autolancia Miranda, grande azione, calcia! E Tripoli risponde presente alla prima volta che viene chiamato in causa quest'oggi. Poi screzio anche tra Baucina e Lucchese che non si capiscono. 1-2, Calvaruso sbaglia il dribbling, Miranda salta Molinaro, Miranda secondo palo, Palimelli, Baucina, Tripoli. Ecco la risposta del portiere del secondo di Norfo. Poi Calvaruso riesce quasi a riconquistare il pallone, Lucchese fa una grandissima chiusura, partita perfetta di Lucchese. Baucina può calciare, ci pensa un attimo, Lucchese, le urla di Mister Zapparata, cerca di pareggiare invece il sinistro. Una buona conclusione di Lucchese che comunque sta giocando una grande partita e per poco non trovava un grande gol. Scalavino subisce fallo da Minnone, dunque calcio di punizione. Sono 3 falli per parte. Scalavino prova il dribbling, subisce ancora fallo, sono 4 adesso. Chiede subito scusa comunque Miranda. Nel tempo sembra essersi calmata la pioggia,
C'è però tanto vento. Lucchese. Minnone allarga tutto, la tocca e poi Lucchese scherza con il gol perché prende la porta ma soltanto la parte esterna, quella che non fa trovare il gol. E poi Scalavino fa giù, tutto regolare. Diciamo, cosa ha detto di Cara? Si continua, si abbracciano Miranda e Molinaro. In questo caso si fa giocare, detto di Cara un po' all'inglese, possiamo dire. Calvarus aggancio da urlo e può puntare Minnone, apre tutto per Scalavino e lo pipano, chiude tutto e poi ripartire Lucchese in velocità, è trattenuto da Calvaruso che si becca il cartellino giallo per fare ripartire l'avversario. Tattico. Il tempo, il vento è veramente fortissimo. Minnone, Lucchese. Manca veramente pochissimo. Fine la partita, Minnone. Sorridete in campo, nel frattempo Runfolo è comandatore. Sono 5-5 adesso. Sono ben 3 le espulsioni oggi. Era molto accesa. Poi Lucchese ancora una volta sul primo palo nel tentativo di sorprendere Tripoli. Non ci è riuscito però. Lucchese che più volte cerca il primo palo e non il palo lontano. Scalavino, Runfolo apre a memoria, palla perfetta per Caruso che non riesce ad agganciare. Tanto è rimasto a terra Runfolo, scontro con Miranda. Gioco fermo intanto e il quinto uomo verrà fatto da Baucina. Davanti tutte e due. Miranda ha tutto lo spazio, se lo prende tutto il 10. Poi palla rischiosa, scontro con Runfolo. È il quinto. Del quinto fallo. Quinto fallo dunque dal prossimo. Cus Palermo potrà usufruire del tiro libero, ricordiamo. Il tempo Tripoli sta urlando a tutta la sua difesa sul palo, sta controllando Caruso. Molinaro invece da solo si mette lì. Esperienza chiaramente del centrale. Lucchese poi sbaglia l'aggancio, non da lui. Oggi partita superlativa per il numero 4. Nel frattempo fuori Baucina, rientra lo Piparo. Poi Scalavino per Molinaro che va avanti col mancino. Miranda di testa ad anticipare Runfolo. Manca veramente pochissimo, soltanto l'ultima azione. Intanto Scalavino e finisce, quindi trova anche il gol con la punta. Ha fatto una cosa incredibile, ma termina anche la partita, perché ricordiamo che col tempo effettivo al termine dei 20 minuti il risultato si blocca e non vale più nulla. Ma Scalavino aveva trovato un gol impressionante con la punta, qui lo vediamo, infatti stanchissimo sotto i nostri teleschermi, ma ha fatto una grandissima prestazione, ormai come abituato tutti i tifosi del 3M Calcio a 5 chiaramente, ma nel frattempo continuano un po' le proteste per il risultato, ma nel frattempo è terminata con il risultato di 6-6 la partita. Gara veramente bellissima, sale quindi a quota 4 punti il 3M Calcio a 5, sale invece a quota 5 il Cus Palermo. Noi di Sportissimi vi ringraziamo con la voce di Marco Genduso e vi auguriamo di tornare alla prossima.